Bene, eccoci qua e naturalmente, come da promessa, proseguiamo il nostro argomento, ma con una nuova esperta. Quindi un saluto, ringraziando di essere qua, alla dottoressa Francesca Menegazzo, specialista di medicina di comunità, sempre naturalmente dell'unità di crisi per bambini e famiglie dell'azienda ospedaliera. Partiamo subito con il benvenuto, ok? Grazie. Sei Buonasera. mamma? No. Ok, così abbiamo già fugato se ci sono altre contestazioni. Però voglio capire innanzitutto che cos'è essere specialista di medicina di comunità, perché sono tutti titoli, come dicevo con chi ti ha preceduto, che non conosco. Ricordati la regola di darmi del tu, prego. Sì, certamente. Effettivamente la medicina di comunità è una specializzazione poco nota in Italia, mentre dagli anni 50 esiste negli Stati Uniti, in Canada e in altri paesi. La medicina di comunità diciamo, si occupa, diversamente da altre specializzazioni più note, come la cardiologia, la pediatria, che si occupano di un organo, di un apparato o di una particolare fase della vita della persona, si occupa invece della presa in carico, quindi si occupa delle persone che hanno un problema di salute complesso, salute intesa però dal punto di vista non soltanto fisico ma anche psicologico e sociale, cioè il medico di comunità si occupa della persona valutandone lo stato di salute fisica, psichica, conoscendo però anche tutta la sua famiglia, il contesto anche comunitario in cui è inserita la famiglia e il contesto sociale più ampio. Questo cosa serve? A orientare quindi il consiglio su come migliorare se ci sono problematiche che voi avvertite? Sì, diciamo che per esempio il medico di comunità si occupa dei pazienti complessi, che sono i pazienti che più spesso troviamo adesso nei paesi occidentali, nel senso che un tempo c'era il paziente con la polmonite, con la tubercolosi, con la patologia infettiva prevalentemente, sì, che quindi o guariva o moriva, ma diciamo c'era l'intervallo di tempo di cure e poi la risoluzione o il peggioramento. Adesso quello che abbiamo sono soprattutto sempre di più pazienti complessi, quindi con delle condizioni croniche innanzitutto, quindi che durano molti anni o per tutta la vita. Pensiamo alle patologie congenite, che una volta magari i bambini con malattie congenite morivano magari nei primissimi anni di vita, adesso invece possono vivere per sempre. Pensiamo alle malattie alle neurodegenerative piuttosto che alle metaboliche, cioè la speranza di vita in malattia è lunghissima. Pensiamo poi a tutti quanti i pazienti con malattie croniche di altro tipo, i pazienti post-ictus, post-infarto o con tumore, che sono delle condizioni estremamente complesse in cui è importante conoscere tutta la situazione del paziente. Cioè diciamo, per esempio, per il medico di comunità, il fatto di sapere che un paziente è diabetico ci importa, però se la prima domanda, per esempio, che il diabetologo farebbe è ma come va la glicemia, come va l'emoglobina glicata, come sono i controlli, invece la prima domanda del medico di comunità di fronte a un paziente diabetico è ma è in grado di gestire la terapia? Con chi vive? Cioè, dal mio punto di vista è importante sapere se il paziente, per esempio, è appunto da solo, perché mi interessa sapere se è un paziente, per esempio un ottantenne brillante che sa gestirsi l'insulina, che sa gestirsi il controllo glicemico, oppure se invece è un paziente che è in difficoltà perché non sa fare i conti, non sa come dosare il farmaco, eccetera. Quindi quello che mi interessa è capire qual è il supporto attorno. E quindi mi interessano i pazienti, le persone che hanno un problema cronico, un problema complesso. E questo è il caso proprio del maltrattamento minorile, delle famiglie in crisi, e quindi per questo nell'unità di crisi per bambini e famiglie, appunto, che è questo gruppo della Regione Veneto, cioè un centro specialistico della Regione Veneto che ha sede qui nell'azienda ospedaliera, sì, di Padova, ci occupiamo appunto assieme ai neuropsichiatri, ai pediatri, agli psicologi, infermieri, assistenti sociali, della presa in carico appunto di queste situazioni di maltrattamento. Wow, ho parlato troppo. No, so. È che sono così complessi questi, insomma, ruoli che, come dico sempre, noi comuni mortali a volte fatichiamo a capire quello che c'è dietro, l'impegno e gli studi per arrivare poi a dare qualità di vita, perché alla fine è questo che fate, giusto? Esattamente. E voglio capire, a detta tua, è possibile un mondo a misura di bambino oggigiorno dove la donna è merce da mostrare in televisione, sui giornali, dove il bambino è bombardato di o immagini negative o di Winx e di tutte queste stupidate qua che lo formano comunque mentalmente verso un certo orientamento, e dove la crisi ha portato in generale la famiglia a preoccuparsi purtroppo di come arrivare a fine mese e non a quella famosa qualità di vita di cui stai parlando. Io credo che un mondo a misura di bambino sia possibile e che si possa costruirlo.
Quindi penso che non ci siamo ancora, ma che molto si può fare ed è dimostrato che è anche efficace nel costruire un mondo a misura di bambino. Guarda, io ti mostro un'immagine, la mostro naturalmente anche ai nostri telespettatori. Ci sono posti che per noi sono lontanissimi e, figuratevi, impensati come realtà, eppure questi sono bambini, famosi bambini soldati. Quindi magari tu dici nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra città, qualcosa si riesce a fare, ma forse è anche egoistico dimenticare bambini come questo ragazzo, e dopo ne parleremo approfondendo appunto con UNICEF e con il suo presidente della regione Veneto. Quindi non so, a volte mi sento così distante da questo piccolo sogno utopico. Allora, questi che vediamo, i bambini soldato, i bambini venduti per Utopistico strada, o utilizzati. utopico? Perché faccio il brillantone. Utopistico, va benissimo. Però devo dire che il carico di sofferenza veramente insostenibile, direi a volte, che noi vediamo nei bambini qui che vivono a Padova, che vivono nella regione Veneto, nelle aree limitrofe, è enorme, Quindi ugualmente dici, enorme. non c'è bisogno, Emiliano, di andare fino in Africa o in altri posti, in Asia, Haiti, ma anche nel nostro quotidiano ci sono delle realtà che sono invivibili. Assolutamente, nel senso che anche molti dei casi dei bambini che conosciamo attraverso la nostra attività appunto dell'unità di crisi, già solo il fatto di ascoltare quello che hanno vissuto o di vedere sul loro corpo durante la visita medica appunto i segni delle violenze, degli abusi, è già una cosa che è difficile da sostenere per l'operatore, che è solo, voglio dire, un clinico che assiste, che cerca di occuparsi della salute. Possiamo immaginare che cosa significhi vivere e quanto il maltrattamento, cioè quindi la violenza, ma anche la mancanza di cure, la mancanza di amore, la mancanza, come dicevi tu, di un ambiente sereno, un ambiente familiare sereno, cioè sono degli elementi che possono nuocere immensamente sulla salute del bambino e sul suo sviluppo. Francesca, ti chiedo una cosa molto personale. Come riuscite voi, professionisti di questi settori, a rimanere, tra virgolette, insomma, imparziali? Perché se arriva un bambino che è massacrato o di botte o c'è sospetto comunque di maltrattamento, che sia fisico o non solo, comunque siete sempre esseri umani. Se avete scelto questo tipo di settore vuol dire che avete, mi viene da dire, una sensibilità, un desiderio di protezione maggiore rispetto magari alla società, e dovete però rimanere... Sì, allora è un po' proprio la preparazione e la formazione anche nel tempo. Diciamo forse quando agli inizi naturalmente di questa attività lavorativa, molti anni fa, diciamo, ero più impreparata, sicuramente era più facile essere travolti dalle emozioni e anche dal rischio di giudicare, ma adesso le cose non sono assolutamente così, nel senso che siamo uomini noi, possiamo sbagliare così come ha sbagliato magari chi è di fronte a noi, ma noi siamo in tutta un'altra ottica, non esiste veramente più il giudizio, ma esiste soltanto lo stato di salute, la possibilità di sviluppo, la serenità del bambino e anche della famiglia attorno ad esso, quindi la nostra ottica è quella di capire che cos'è successo, capire qual è la situazione di questa famiglia, perché è in crisi, che cosa sta succedendo, com'era la situazione prima e che cosa si può fare per lo stato di salute del bambino in questo momento, per proteggerlo e per garantirgli nuovamente un contesto che sia il contesto che possa garantire il suo miglior sviluppo possibile. A detta tua, quindi per la tua esperienza e la tua visione, cosa ha portato questa crisi e soprattutto come riuscire a uscire da questa crisi? Non parlo economicamente parlando, parlo proprio della famiglia. Allora, ci sono molti interventi che possono essere fatti dal punto di vista della prevenzione, cioè tenendo sempre a mente appunto che tutti nel momento in cui abbiamo un bambino siamo nelle condizioni di poter sbagliare. Gli interventi è il mestiere, io dico sempre, il mestiere più difficile al mondo. Esatto. Non c'è il libro del perfetto papà e della perfetta mamma. Esatto, e non è neanche importante che ci sia, nel senso che effettivamente a volte siamo sguarniti di fronte alla nascita di un nuovo figlio, però non dobbiamo neanche pensare di diventare o di poter essere genitori perfetti, ma di essere dei genitori sufficientemente buoni per creare un ambiente adatto allo sviluppo del potenziale del nostro bambino. Cioè il nostro bambino cresce in funzione sì della genetica che ha, ma anche di come questa interagisce con l'ambiente. E quello che si può fare, e concretamente parliamo di programmi di prevenzione che sono attuabili, possono essere praticati e che sono praticati da decenni, da oltre 30 anni, per esempio negli Stati Uniti, Canada, Australia, sono dei programmi di prevenzione che vanno ad agire, a sostenere le famiglie, a dare gli strumenti, a relazionarsi proprio con le famiglie nei primissimi mesi e anni di vita del bambino e anzi anche prima, già durante la gravidanza. Faccio un po' il critico, Francesca. Senza denigrare questo grandissimo popolo di cui tu stai parlando,
Però vorrei anche ricordare che hanno dei ragazzi, cioè, pensate, leggevo una notizia che qualcuno insomma ha cercato di adottare dei grembiuli antiproiettili nelle scolaresche, questo per farvi capire insomma come vivono la scuola e che tipo di realtà c'è in America. Sto parlando quindi della vendita così frivola di armi da fuoco, addirittura anche semiautomatiche. Abbiamo un popolo che è famoso per i più famosi ed efferati crimini dettati da serial killer, quindi da disturbi psicologici, eppure prendiamo sempre spunto da loro. Aiutami a capire. Sì, sì, sì. Abbiamo avuto dei grandissimi medici, grandissimi esperti in pedagogia, andiamo sempre oltre Manica o oltreoceano. Sì, andiamo oltreoceano perché lì hanno investito, cioè proprio diciamo, le forze politiche, le istituzioni politiche hanno voluto investire nelle strategie di prevenzione del maltrattamento e promozione della salute. Quindi hanno proprio investito denaro, soldi e hanno riorganizzato l'attività dei sistemi sanitari, sia ospedalieri che soprattutto territoriali, ai fini di promuovere la salute materno-infantile e della famiglia. Accanto a questo però ci sono gli enormi contrasti appunto della vendita di armi, eccetera. Quindi, come dire, tornando alla tua domanda se un mondo a misura di bambino è possibile, non è ancora questo, però si può fare molto. Quindi c'è del lavoro che si può fare. Ecco, questo se tu fossi mamma, quindi con un compagno e la tua famiglia, qualche consiglio, quindi da cosa partire, cosa non faresti? Così magari, lo so, è un po' frivola come domanda, però uno non se ne rende conto e commette i classici errori che vengono tramandati poi da padre in figlio, insomma, nonno, zii, cugini, perché siamo ignoranti, ognuno ha fatto bene così, è andata bene così, fai così anche tu. Certo. Allora, più che altro quello che si vede, no, da cui poi a volte magari nasce il maltrattamento, è una situazione di difficoltà. Cioè il genitore che maltratta il figlio, diciamo per così, non è un genitore necessariamente che non ama il figlio, anzi sono dei genitori, cioè ci sono i casi chiaramente di maltrattamento, di mancanza d'amore, di problematica, ma poi tantissimi dei casi che giungono a noi, tantissime delle famiglie che conosciamo, sono delle famiglie di genitori che amano i loro bambini, ma che magari non sanno gestire alcune dinamiche, ci sono delle difficoltà che qualunque genitore può affrontare perché è sempre difficile crescere un figlio. Ci sono delle dinamiche che si instaurano a un certo punto e che devono essere scardinate. Quello che io penso sia necessario fare è appunto dare degli strumenti a queste famiglie, dare sostegno. In questo senso i programmi sono efficaci perché vanno a coinvolgere, sono resi disponibili a tutte le famiglie, perché qualunque famiglia, qualunque nucleo in cui ci sia un bambino è a rischio potenzialmente di maltrattarlo o comunque di non essere un genitore sufficientemente buono. A tutte le famiglie poi va offerto il servizio in funzione dei bisogni che si possono valutare, ecco, in questa famiglia va dato un servizio con maggiore o minore intensità assistenziale, quindi significa visite domiciliari, incontri in distretto, nei consultori familiari, per appunto sostenere i genitori e dar loro gli strumenti. Però il bambino, ti chiedo, come vive, come può crescere in una situazione del genere? So che a volte ci sono situazioni che purtroppo è così e stop. Comunque viene segnato logicamente. Come può vivere in ambienti del genere? Non dico che siano scadenti dal punto di vista, insomma, visivo, e si cerca sicuramente di creare posti più insomma, meno invasivi per il bambino, però insomma non trovo neanche che siano posti adatti. Tu ti riferisci alle comunità? Sì, cose, centri del genere dove insomma se non si riesce a dialogare, se non c'è sempre bisogno magari dell'assistente sociale accanto, dello psicologo di turno, del professionista, e quindi un bambino si ritrova sempre in questi posti che non sono insomma il parco iris. Certo, non è a misura di bambino, esatto. Sì, sicuramente è da lì non il titolo della trasmissione. Assolutamente, infatti in questo senso bisogna investire anche nel sociale, nel sanitario. Quello che dicevi tu, citavi appunto il problema anche della crisi economica. La crisi economica e soprattutto poi le misure di austerity in risposta alla crisi, quindi i tagli ai servizi sociosanitari per esempio, hanno molto destabilizzato anche molte possibilità, insomma hanno tolto risorse alle famiglie che magari avevano bisogno di un certo investimento appunto in termini di risorse, un certo tipo di rielaborazione comune, di supporto,
Chiaramente tutto questo è venuto a mancare in grande misura e questo ha creato appunto l'emergere di una crisi, oltre al fatto che la crisi economica stessa, la precarietà lavorativa eccetera, hanno sicuramente alzato le tensioni intrafamiliari, cioè è possibile assistere, è stato misurato appunto un incremento per esempio dei casi di abuso fisico e di maltrattamento in genere dal 2008-2009 in poi, perché chiaramente immaginiamoci la situazione a cena, a tavola, no? La famiglia attorno al tavolo di sera. Allora un conto se io sono il papà, la mamma, sono rilassato, sono sereno, ho avuto magari una giornata lavorativa impegnativa come comunemente può accadere, però ho la mia stabilità lavorativa, ho lo stipendio, arriveremo a fine mese, pago il mutuo regolarmente, da questo punto di vista sono stanco ma sereno. Diverso è se inizia a esserci una situazione di grande precarietà economica, insicurezza, instabilità lavorativa. È chiaro che se sono sereno e il bicchiere cade per terra, perché il bambino lo urta, non succede niente. Gli dici ma sta attento, sei sbadato. Viceversa, se sono con i nervi a fior di pelle, perché ho mandato infiniti curricula in giro, non so come fare ad arrivare a fine mese, i miei figli, magari adolescenti più grandi, iniziano a criticarmi il fatto che non so gestire le cose, che non so. Mi sento io come uomo, come donna, frustrato e anche svalutato nel mio ruolo. È chiaro che allora se il bicchiere cade da terra, se succede la dinamica, è chiaro che invece a quel punto lì può esserci una situazione di maggior tensione. Mi permetti? Perché sento sfrigolare il microfono, scusa la confidenza. E qui si tratta di famiglie, quelle che noi vogliamo molto spesso, sono famiglie sane, energiche, piene di risorse, che stanno affrontando un momento di crisi che va quindi supportato per ritornare allo stato di salute precedente o a uno stato di salute diverso, ma comunque buono. Francesca, vedi, io mi riallaccio un pochino, tra virgolette, alla critica, insomma all'opinione che ha espresso la signora Adriana di prima. È proprio questo, quello che stavi dicendo. Lei sicuramente ha detto, ma queste sono ragazze molto giovani, non hanno figli, è facile opinare, è facile consigliare, poi ti ritrovi, esatto, senza stipendio, senza lavoro, frustrato perché non riesci a portare avanti la famiglia. Sappiamo purtroppo di scelte estreme da parte di tanti uomini. Mi sono sempre chiesto invece come mai la donna riesce a resistere, è carattere, è forza differente, non lo so, e poi cade il bicchiere e ti arrabbi esageratamente, sei stanco tutto il giorno, alle 4 di notte, i pianti per le sciocchezze, qualsiasi cosa, e capisco che non sempre si riesca a gestire la stanchezza e lo stress, che credo sia forse la malattia del 2000 e oltre, insomma, del XX secolo. Certo, ma per quello infatti che non si è in un'ottica di giudizio, ma si è in un'ottica di supporto, di cercare di capire qual è la situazione, fare una diagnosi, capire cioè quali sono le cause di questa condizione, per capire quindi quale può essere la terapia. Infatti, cioè, essere genitori è difficile e faticoso per tutti. Se poi, oltre alla sfida di essere genitori di per sé, aggiungiamo l'angoscia economica, la precarietà abitativa, il sovraffollamento abitativo, l'isolamento sociale, per esempio, cosa importantissima e rilevantissima nella società d'oggi, sia per gli italiani che per gli stranieri, per due motivi un po' diversi. Abbiamo tanti nuclei familiari soli, isolati, perché la famiglia italiana è sempre di più una famiglia, tra virgolette, anziana, con quindi mamme e papà che quando diventano genitori magari per la prima volta non hanno fratelli, non hanno sorelle, non hanno parenti, magari non hanno neanche più i loro genitori, perché sempre più spesso si diventa genitori noi dopo i 35-40 anni, quindi magari il nostro supporto è venuto a mancare dalle generazioni precedenti. Analogamente invece la famiglia straniera è spesso isolata perché ha lasciato nella terra d'origine i genitori, gli anziani, e naturalmente si trasferisce qui da sola e anche qui si trova quindi in una situazione di isolamento sociale. Anche questo crea grossissimi problemi, Va ricostruito il tessuto sociale in questo senso. Grazie a Francesca Menegazzo, specialista di medicina di comunità dell'unità di crisi per bambini e famiglie dell'azienda ospedaliera di Padova. Allora io adesso lancio il meteo e sappiate che proseguiamo proprio con il presidente che già ho notato qua nei nostri studi di Unicef Veneto. Vi aspetto, mi raccomando, se volete fare domande il numero lo sapete, lo conoscete. A tra poco. Grazie Francesca. Grazie. Salve a tutti amici e ben trovati. Sull'Italia permane una figura di alta pressione di origine subtropicale nordafricana che mantiene condizioni di tempo stabile, soleggiato su gran parte del paese, con temperature anche piuttosto calde, senza particolari eccessi, perché non si può parlare certo di un'ondata di caldo particolarmente violenta, particolarmente eccezionale. Diciamo che su alcune zone d'Italia il
caldo diventa piuttosto pesante a causa dell'alto tasso di umidità, come succede per esempio nelle pianure del nord, nelle zone interne del centro. Il fenomeno dell'afa gioca un ruolo fondamentale sulla percezione del caldo. Il tempo rimane discreto, andiamolo a vedere, infatti non ci saranno particolari cambiamenti, ancora parecchio sole un po' su tutta l'Italia, qualche addensamento pomeridiano da mettere in conto sui monti, ma per il resto vedete non ci saranno grossi problemi, forse ancora qualche timido disturbo all'estremo sud, ma cosa davvero di poco conto, e le temperature vedete si mantengono anche al di sopra dei 30 gradi su gran parte del nostro paese. Le 24-48 ore successive, attenzione, perché cominceranno ad esserci piccoli segnali di deterioramento di questa alta pressione a partire dall'estremo nord-ovest, dove il tempo comincerà soprattutto da domenica a peggiorare, torneranno piogge, torneranno temporali, e con l'inizio della prossima settimana il clima tornerà peraltro anche piuttosto fresco. Intanto le temperature non subiranno subito variazioni di rilievo, poi come ho detto da lunedì arrivano temporali anche sul resto del nord, poi scivoleranno verso la fascia adriatica del centro, il clima tornerà a divenire un po' più fresco, ma avremo modo di riparlarne. Intanto mi fermo qui amici, a più tardi.